Chi c'è d'altro di regina della canzone? Mi prendono poi in giro. Ah, ma no, ma va. Ma certo. Ma per tutti gli anni che tu hai tenuto Ma questo sai, titolo? Ma no, insomma, diciamo come dicono, siamo repubblicani. Ho capito. Senti Nilla, noi abbiamo adesso una canzone straordinaria per te, perché in effetti l'hai lanciata tu, no? Ciliegi Rosa. Ciliegi Rosa, è sì. stato un tuo grande cavallo di battaglia ed è una canzone, pensate, che fu una grossa svolta nel mondo della musica leggera, perché ha una bella storiellina questo Ciliegi Rosa. Tanto lo sai che c'è un errore clamoroso nel titolo, no? Sì. Perché dice, il titolo originale è Ciliegi Rosa e Bianchi Meli. Sanno tutti che i ciliegi sono bianchi e i meli sono rosa, quindi proprio quella che era scritto manco se lo ricordava, devo dire che, però questo non l'ha impedito alla canzone di partire alla grande. Dovete sapere che questa canzone venne proposta prima, è nata in Francia, quando ormai cambiava un po' proprio l'atmosfera, eravamo nel 1950, le voci di una volta, nel senso che erano quelle molto argentine, molto alte, cominciavano a venire sostituite da quelle un po' tipo quelle di Nilla, un po' sexy, un po' provocanti, eccetera. E allora Jacqueline François, che aveva fatto un successo strepitoso con la famosa Mademoiselle de Paris, che tu hai cantato anche quella, certo. Tutte le hai cantate. Le ho cantate tutte. Ogni tanto la Vilma De Angelis mi dice poi, vabbè, quella l'hai cantata tu, ma tu le hai cantate tutte, noi cosa dobbiamo fare? Esatto, era vero. La François, che aveva fatto Mademoiselle de Paris, a un certo punto si vide offrire dall'autore, pensate, due canzoni che furono, uno era Ciliegi Rosa e l'altro era Dominò, e li rifiutò tutte e due, disse ah no, queste, per l'amor di Dio non se ne parla neanche, praticamente fregandosi la carriera, perché di lì poi non ebbe poi questi grandi successi ancora, mentre arrivò sulla scena un certo André Clavaux, che era un tipo molto, come possiamo dire, molto confidenziale. Lui era un tenore, aveva una voce tipo Pietro Ballo, di quelle che arrivavano, però siccome era cambiato il genere, furbescamente non la utilizzò mai, utilizzò sempre il tono confidenziale e diceva sempre ai suoi amici, se sapessero come canto io non comprerebbero un disco, perché aveva sempre questo tipo di cose. Faceva una trasmissione alla radio, si chiamava Un'ora con voi, le donne impazzivano a sentire questa voce, e allora dicevo, lui la prese e lanciò alla grande questo Ciliegi Rosa. Naturalmente noi avevamo in Italia una ragazza, anche lei molto sexy, una vita tempestosa, insomma, sgarzola come non si può, si chiamava Nilla Pizzi, proprio era una, guardatela, ancora oggi ha questi occhi fiammeggianti. Allora, e lei ne ha fatto un successo strepitoso, anche non c'era nessuno che la cantasse, allora, nessuno che non cantasse Ciliegi Rosa. La riascoltiamo nella versione originale? Sì. Nilla Pizzi, Ciliegi Rosa. Grazie. Ciliegi rosa primavera, come le labbra del mio amore, baci della prima sera, ricordo ancora, innamorata l'aspettavo, accarezzando i rami in fior, poi dolcemente lo stringevo qui sul mio cuore. Sotto i ciliegi quel dì abbiamo giurato così d'amarci ancora di più e non lasciarci mai più. Quella promessa d'amor con il profumo dei fior ci fece tanto sognare e sospirar. Ciliegi rose e bianchi veli, fu l'armonia del nostro amor, la più felice primavera dei nostri cuori. Non si può scordare ciò che nella vita è stato amore, no. Non si può mentire quando il cuore sa di non mentire mai. Ciliegi rosa primavera, come le labbra
quella prima sera ricordo ancora. L'aspettavo accarezzando i rami in fior, poi dolcemente lo stringevo qui sul mio cuore. Sotto i ciliegi quelli abbiamo giurato così d'amarci ancora di più e non lasciarci mai più. Quella promessa d'amore con il profumo dei fiori ci fece tanto sognare e sospirare. Ciliegi rosa, tutti in fiore, l'estate il frutto vi darà. Sarà così nel nostro amore, chissà, chissà. Milla Pizzi, E la sua orchestra. Milla Pizzi, maestro Grazie. Righello e la sua orchestra, grazie. Grazie Bene. Righello, di una bellezza. Ho fatto fatica a non commuovermi, eh? Ah sì, quando la canti. Ma sai che... Sì, perché mi sono ricordata di tante cose. Di Capisci? tante cose? Sì, di tante. Per Ma esempio... voi che non avessi cose da ricordare con una canzone come questa? Non è possibile. Amavi molto in quell'epoca? No, c'è il fatto che c'era chi... sempre la solita storia. Ormai Era è un sempre la gioco, solita storia. Chi andava e chi veniva. Ho capito. Io ogni tanto me ne andavo per non incontrare più... Chi ti faceva soffrire? Eh sì, perché si soffre. In amore? In amore sì. In amore si soffre. Ed ecco perché da tanto tempo, ripeto, ho scelto la libertà. Viva la libertà. Dio, è adorabile. È una persona straordinaria. Che artista. Adesso, a parte scherzi, noi stavamo scherzando, ma quello che mi piaceva moltissimo, e con Giovanna lo stavamo commentando mentre tu cantavi e gli altri, è che dalla tua voce, dal tuo modo di interpretare, esce quello che senti, cioè non è più un gioco, è qualcosa di veramente di sensuale. Infatti io dico sempre che bisogna cantare come si parla, Sì. perché attraverso la parola tu puoi esprimere tutto. E anche cantando devi proprio come parlare, uguale, Sì, sì, preciso. Oggi il maestro Righello mi ha fatto una tonalità molto super. Ah sì, eh? Sì, sì, mi ha messo alla prova. Guarda come ride, guarda. Righello è bravissimo, anche perché gioca coi cantanti. Mi ha messo alla prova. Li mette sempre, ogni volta in esame, bravissima. Anche Righello ha una carriera lunghissima, con tutti ha suonato, con tutti. E abbiamo l'orchestra fatta da elementi, un giorno vi ripresenterò tutti. Che arriva Claudio Villa, Ah sì, non ci vuoi più bene a noi perché arriva Claudio. Aveva messo il nome Claudio anche a uno dei suoi bambini. Addirittura, sì. Allora noi, dove sono i manifesti di Claudio? Adesso li calpestiamo tutti perché bene. Domani deve venire all'aeroporto e ci deve regalare una cosa costosissima a tutti noi. Ero io con Solini. Il risultato? Però arrivava Claudio Villa, era una cosa... Una magia. All'aeroporto, quando arrivava Claudio, non si passava, veramente. Sì, una star. Eccezionale. Infatti arrivammo... Siccome la settimana prossima sei qui, io ora li porti così li leggiamo un po'. Certamente. E vediamo lo spirito. Perché sono molto spiritosi. Ma speriamo bene. Vedremo tutto. Grazie mille. Grazie Rino di questo intervento, ti aspettiamo la prossima settimana. Lei sta per partire una canzone che io mi siedo qua alle prove, devo dire che mi diverto come un matto, mi sto qui e ascolto le canzoni perché mi piace moltissimo, sto lì a guardarmene e poi a un certo punto dico, ma qui cambia, ma qui c'è qualcosa che non funziona. Allora dico, cosa hai fatto? Dice, ma sai è un po' troppo vecchia, vogliamo modernarla un pochino. E dico, non ti proibisco! Allora ritorniamo. Vola colomba mi ha fatto soffrire, ce l'ho ancora qui, nella prova. Quando si è molto sicuri
auguri della canzone, è bello anche cambiare qualche notina così. Ma il nostro ricordo, quello deve stare, se no diventa il coso. Vola colomba, veramente non te l'ho perdonata. Perché? Perché me l'hai cambiata tutta, diventava una specie di cia-cia-cia, era una roba orribile. No, non è vero. Abbiamo fatto la versione che tu hai gradito Dopo, di più. certo, dopo 2 liti per forza.